Qualche giorno fa il ministro dell'Interno Lamorgese aveva dichiarato che gli sbarchi di migranti sono diventati davvero troppi. Una presa di coscienza tanto attesa, si disse. Finalmente al governo molti pensarono si rendono conto della gravità del problema. Ma che? Il flusso di migranti continua, creando in Sicilia paura e disgusto. È di un caso inquietante che ci occupiamo oggi. Riguarda un giovane migrante positivo al Covid per il quale si è subito attivata la macchina dei soccorsi. E qui inizia la parte sconcertante che la dice lunga sul modo di gestire un problema serio come l'emergenza sanitaria. Il ragazzo dalla nave quarantena è stato accompagnato all'ospedale di Agrigento, ma è stato riportato a Porto Empedocle dal momento che i medici agrigentini non hanno ritenuto necessario il suo ricovero. La nave quarantena nel frattempo aveva lasciato la banchina del porto, costringendo l'ambulanza del 118 a rientrare a San Giovanni di Dio con a bordo il giovane. Una situazione di incredibile leggerezza da parte delle istituzioni. Ci si chiede perché la nave non abbia aspettato l'esito dell'eventuale ricovero del migrante prima di tornare in rada. Praticamente, dopo la spola tra la nave e l'ospedale di Agrigento, si è verificato il fattaccio. Il giovane extracomunitario ha avuto tutto il tempo per meditare un piano come un qualsiasi delinquente. In pochi secondi, strattonando il medico e l'infermiere dell'ambulanza, è fuggito, dileguandosi. Ricordiamo che stiamo parlando di un tizio malato e mentre si raccomanda ai cittadini un comportamento corretto, minacciando di far cambiare colore alla regione, si rendono possibili casi come quello che abbiamo raccontato. Incredibile, con i cittadini che restano gli unici a rischiare di subire il pugno duro del governo. Una situazione intollerabile che richiede a questo punto un'indagine approfondita. Il governo la smetta di importare gente infetta, un ulteriore potenziale rischio per la salute pubblica, per le forze dell'ordine e gli operatori sanitari. Lo dice Calogero Pisano di Fratelli d'Italia, il quale invita i parlamentari agrigentini ad occuparsi della questione con il governo che sostengono.